Il 30° Rally Trofeo ACI Como è stato vinto da Mirko Virag con la Citroën XR VRC, mentre il pilota bresciano Luca Pedersoli, giungendo quarto, si è assicurato la serie cadetta del realismo tricolore. Per il secondo anno consecutivo la vittoria nel Trofeo Rally Asfalto è stato quindi appannaggio di Luca Pedersoli e Matteo Romano. Per il 12° anno consecutivo l'agenzia Armando Testa ha curato la campagna di comunicazione del Motor Show di Bologna, il Salone Internazionale dell'Automobile in programma a Bologna Fiere dal 3 all'11 dicembre, mentre il 1° dicembre è la giornata riservata alla stampa, il 2 dicembre è la giornata riservata sia alla stampa che agli operatori. GL Event ed Armando Testa saranno ancora insieme per comunicare il mito dell'automobile ed un evento, il Motor Show di Bologna, che da 36 edizioni muove gli appassionati da ogni parte d'Italia, fornendo emozioni e spettacoli unici nel panorama dei saloni internazionali. Per raccontarlo è stato scelto e plasmato un'icona storica e riconoscibile da milioni di persone, su cui anche tanti artisti hanno giocato. L'ex direttore tecnico della Ferrari e attuale patron della Oral, Mauro Forghieri, ha presentato al Mugello un nuovo monocilindrico dedicato alla nuova categoria di ingresso nel mondiale, la Moto3. Mauro Forghieri passa quindi dalla Formula 1 alla Moto3 con un motore innovativo progettato in vista del pensionamento delle 125. Tutti i team che corrono per la maggior parte con materiale Aprilia dovrebbero sostituire le moto per poter correre. Il nuovo motore debutterà con molta probabilità nei test di fine anno a Valencia in novembre. L'ENI e l'alleanza Renault-Nissan hanno firmato un protocollo d'intesa per studiare le possibili cooperazioni sulla mobilità elettrica in Italia, sviluppando la mobilità a zero emissioni mediante l'introduzione della ricarica per i veicoli elettrici nelle stazioni di servizio. Il sistema di ricarica istantanea sviluppato da Renault consiste nella sostituzione di una batteria scarica con una carica in pochi minuti in apposite stazioni di cambio batteria.